Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Battlefield 1. Oggi siamo pronti per affrontare una nuova avventura. Allora, come potete vedere siamo tornati su Battlefield. Avete visto sicuramente i video della beta e adesso vediamo un po' di approfondire questo gioco in tutti i suoi minimi particolari. Oggi avevo intenzione di farvi vedere le operazioni. È una novità della serie Battlefield, come ci dice appunto il menu a tendina. Possiamo prendere parte, come dire, a una guerra su vasta scala e combattere svariate battaglie una dietro l'altra. Non l'ho mai provata, adesso la proveremo insieme. Ci sono svariate sezioni: conquistare l'inferno, le battaglie combattute durante l'offensiva della Mossad-Argonne 1918, l'inferno sulla terra, Kaiserslacht, eccolo qui, battaglia per l'imperatore, si baserà sull'offensiva di primavera tedesca del 1918, pareti di ferro e petrolio imperiale. Ecco qua le 4 possibili operazioni disponibili. Volevo provare questa del petrolio imperiale, vediamo come sarà. Con la guerra Allora, alle porte, l'alto comando inglese si rese conto che un conflitto meccanizzato era inevitabile. Il carburante per le nuove macchine da guerra sarebbe giunto da terre dominate dagli ottomani. Queste regioni ospitavano anche vitali rotte commerciali e posizioni strategiche. Il loro controllo era fondamentale per vincere la guerra. E le nostre forze sono già sulle coste. Per stabilire una testa di ponte dobbiamo espugnare l'avamposto ottomano sulla penisola di Fao, per poi superare le difese nemiche nelle paludi di Sonvada e infine conquistare il nostro vero obiettivo, la fortezza di Fao. eccoci ragazzi all'interno della nostra mappa. Benissimo, avete visto, la storia sembra abbastanza interessante. Abbiamo 3 step da portare avanti. Vediamo di raggiungere le paludi immediatamente. Inizierei con lo scout, abbiamo il nostro fucile da cecchino e entriamo in partita. Vediamo un po' cosa è cambiato dalla beta. Allora, mi raccomando, fatemi sapere per quanto riguarda l'audio e il video. Se ci sono problemi vedrò di sistemarli immediatamente. Allora, andiamo avanti. Mamma mia, attenzione. Attenzione, è una specie di modalità conquista il settore, penso in un determinato lasso di tempo, di ticket disponibili. Vediamo un po'. Wow, ci è arrivato un missile dall'altra parte della mappa. Attenzione, attenzione, attenzione. Via, via, via. Allora, vediamo un po'. Oh, sta mappa è la prima volta che la gioco, non ci sono mai entrato fino ad ora. Nessun medico nei pressi, passa alla schermata di schieramento per prepararti. Ah sì, giusto, potevamo saltare il nostro schieramento. Benissimo. Qua cosa c'è? Cos'è questo? Vediamo un po'. Voglio provare un po' tutto. Cos'è questa cosa? È una specie di barchetta. Ah perfetto, ci hanno riucciso. Abbiamo conquistato l'obiettivo Alfa. Benissimo, ok, vediamo di partire di qui. Granata a frammentazione, coltello, proiettili K. I proiettili K cosa facevano? Bomba con filo d'innesco, forse è meglio. Proiettili K, abbiamo qui la nostra M1911 e il fucile da cecchino. Personalizza. Allora, proiettili K, spari dal fucile primario, sono efficaci soltanto a distanza ravvicinata o in presenza di più tiratori. Una specie di proiettile a frammentazione. No, no, lasciamo perdere. Andiamo, punto A. Allora, con calma. Attenzione, ci sono bombardieri pronti, ordine ricevuto, settore B. Attenzione. Wow, devo un po' cambiare anche qualche tasto. Prossimo respawn vedrò di farlo. Giù. Aspetta, aspetta, vediamo un po'. Perfetto, primo fatto fuori, ce ne doveva essere un altro. L'ambientazione sembra abbastanza realistica. Vediamo. Individua ovviamente i nemici con la Q. Oh, arrivano bombe. Benissimo. Benissimo. Codice sbloccato, mimetizzazione. Giocando come scout uccide un altro scout usando il fucile. Ci sono svariate missioncine anche da tenere sott'occhio. Mi raccomando, fatemi sapere se ci sono rallentamenti oppure problemi di audio, che sono molto importanti. È un primo video, diciamo così. Prova. Mamma mia. Eccoli. Attenzione, ci sono parecchi su quel fronte. Perfetto, l'ho colpito. Come? Assistenza valida con uccisione. Benissimo, attenzione un altro. Perfetto.
Abbiamo guadagnato un'ottima posizione di qua. Punto B. E sto dando supporto agli assalti che devono essere nel mio team. Tempesta di sabbia in corso. Ah, eccolo. Peccato. Promosso al livello successivo. Wow. Ottimo. Esegui 3 tiri alla testa. Nemico colpito 90%. È ucciso con l'altro colpo. Altro in arrivo. Un colpo solo. Benissimo, ricarichiamo. Non stiamo andando male. 9 uccisioni, 2 morti. È che abbiamo preso una posizione perfetta per cecchinare. Vediamo un po'. Ci stiamo dando un ottimo supporto al team. Ecco che il nostro team avanza. Vediamo da questo lato se c'è qualcuno. Che ancora devo cambiare qualche tasto per accovacciarmi, che è contrario a quello che uso di solito. Beh ragazzi, prendete B. Io intanto guardo qua intorno. Ecco, questa deve essere la bomba incendiaria. Qua c'è il bengala che serve per identificare i nemici in un raggio più o meno ampio. C'è. Oh, attenzione a quello. Pilota. Ce n'è un altro qua. Oh. Ce n'è un altro anche laggiù, mi pare. Sarà atterrato un aereo da queste parti e avrà lasciato qualcuno. Adesso vediamo se possiamo eliminarlo. Meglio guardare tutto, Gas. Ah, vero. Abbiamo anche la maschera, dimenticavo. Benissimo. Oi là. Ah, abbiamo terminato i colpi. Ricarichiamo un attimo questo in modo tale da scoprire chi c'è là sotto. Vediamo. Oh, l'ho visto appena all'ultimo. Va bene, mentre ci risistemiamo cambiamo un attimo i comandi proprio in diretta, schema dei comandi, così vi faccio vedere anche queste schermate. Allora, ripristina comandi, schema dei comandi, però no, a me interessa il PC perché siamo su PC, quindi vediamo un po'. Non mi interessa questo, come faccio a cambiarli? Allora, comandi pilota veicolo, andiamo su base. Ah, ecco, mappa dei tasti, perfetto. A me interessa a piedi. Sì, ok. Dovrebbe essere... Allora, dove c'è la X mettiamo la C. Abbiamo il controllo del Ok, settore. in modo tale che abbiamo C sdraiati, perfetto. Vediamo se funziona. Bene, allora, sistemato questo, finale a vediamo portata di di mano. ricominciare e andiamo alla nostra nuova postazione. Postazione del Regno Unito. Allora, abbiamo quell'edificio proprio di fronte da conquistare. Sì, vabbè. Proprio siamo rinati davanti a un avversario. Allora, però mi piace tantissimo perché l'ambientazione sembra fantastica, proprio perché c'è il forte, anche il castello, e magari in difesa può essere anche più divertente perché sparare da là sopra col cecchino soprattutto deve essere fantastico. Salta. Allora, vediamo un po' di ricominciare. Dobbiamo prendere questi punti. Speriamo di non trovarci più nessuno dietro per iniziare con calma. Allora, adesso funziona tutto. Sentinella è disponibile vicino alla tua posizione. Una sentinella? Kit sentinelle, che cos'è? Kit sentinelle, devo imparare tutte queste nuove cose. Allora, vediamo un po' chi c'è laggiù. Ehi là. Restano 50 dei nostri soldati. Ah, ecco, infatti abbiamo il ticket. Il ticket massimo. La soglia massima. Io ho paura però qui perché... Calma, non so come muovermi. Attenzione. Meglio girare da questa parte. Vediamo un po'. Mettiamo una bomba qua a terra. Benissimo. Ragazzi, forse ci conviene rubargli le armi. Questo che ha qua, mamma mia. Che c'era qua? Mi sono tagliato con cosa? Ah. Attenzione. Vedo un ricognitore nemico. Cos'è questo? Ah, un altro cecchino. Che cecchino strano. Ah, c'è il filo spinato. Cosa c'ha qui questo? Vediamo un po'. Ah, un altro cecchino ho preso, che fortuna. Possiamo entrare qua così. Poi c'è un'altra. Vediamo un po'.
Ok, ci fanno entrare. Che non so dove sono. Eccone uno. M'ha mancato, mi sa. Ok, vediamo questo cos'ha. Speriamo un fucile. Vabbè. Allora, vediamo un po'. Sembra difficile da assaltare questo forte. Vediamo un po' dall'altro lato se si può entrare. Sempre con lo scout, però. Ecco, guardate quanti ne stiamo perdendo, perché è un punto difficile da abbordare. Magari gli aerei qua ci devono dare un supporto. Dove siamo qua? Oh, mamma mia. Già nel bel mezzo della battaglia. Attenzione, guardate a quello là. Guardate a quello là. Ok. Ricarica. Siamo proprio nell'inferno. Attenzione. Qua ce n'è un altro. Maledetto. Granata in volo! Ferito. 89% di danno. Ragazzi, con calma. Bombardiere sulla nostra testa. Speriamo bene, speriamo bene, speriamo bene. Meno male. Attenzione. C'è qua, ci hanno tirato una bomba. Vediamo di andare un po' più avanti. Come facciamo a conquistare? Sto cercando di rendermi conto. Ah, ecco, cortile esterno. Oh. Peccato. Mantieni per saltare un attimo. Medici vicini. Mi dà pure l'indicatore dei medici vicini. Allora, c'è un aereo. Vediamo di provare il bombardiere, perché in questi casi può essere molto utile, secondo me. Proviamo. Eccolo qua, lo conosciamo abbastanza bene. L'abbiamo provato tantissimo nella beta. Questo deve essere addirittura 2 postazioni una accanto all'altra per il fuoco d'assalto, credo. Vediamo un po'. Ho già lanciato le bombe. Sbagliato, mannaggia. Abbiamo le mine secondarie pronte. Vediamo un po' se quale possiamo sganciare. Non ho combinato niente. Vediamoci nuovamente la bomba principale. Vai, 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 vai. Mi sa che è finita la partita, ragazzi. Mi sa che abbiamo perso. Vediamo un po' se mi fanno lanciare una bella bomba qua giù. Una, due. Ok, attenzione all'altro bombardiere. Vai. Forza. Al più presto caricherò anche nuovi video di Civilization 6, ragazzi. Vediamo un po'. Non abbiamo preso niente neanche stavolta. Vediamo. Oh. C'è qualche caccia dietro. Attenzione. Wow. Mamma mia. Mi sembra che c'era un tasto per riparare l'aereo. Infatti no. Ok, abbiamo terminato la partita. Abbiamo perso perché L'attacco non... è fallito. Avete lottato con valore, ma questi ottomani sono più coriacei del previsto. Preparatevi a un nuovo attacco. Questa volta le cose andranno diversamente. Abbiamo preso 3 settori su 4. Questa è la modalità, una specie di modalità rush, però simile alla conquista. Restano 2 attacchi, in che senso? Abbiamo ricevuto una corazzata come rinforzo. Wow. E adesso? Che cosa faremo con la corazzata? Siamo tutti sulla corazzata? Ah, ecco, ripartiamo. Ah, quindi abbiamo diverse possibilità di attacco. Questa è la seconda, credo. Allora, ragazzi, mettiamoci qua con calma e vediamo dove sono. Io vorrei un posto. Vediamo dove si sono messi. Eccole uno là sotto. È impossibile da prendere. Eccone uno qua. Niente. Un po' più in alto, devo sparare. Wow! Attenzione. Figa questa cosa comunque della possibilità di un attacco secondario. È una modalità rush, però con la conquista invece della detonazione degli obiettivi. È interessante. Graficamente, ragazzi, è spettacolare questo gioco. Adesso pian piano lo proveremo anche in tutte le sue particolarità. Saltiamo. Ok, andiamo in avanti. Oh, allora, volevo provare caccia, aereo d'attacco. No, il bombardiere io voglio provare. Ci siamo. Allora, bombardiere Firestorm. Ci sono tante cose che possiamo sfruttare. Bellissimo. Soprattutto le bombe infuocate. Tutto una serie di... Ecco, 2 bombardieri all'attacco. Non ci sarà speranza per nessuno.
Aggiungetemi su Origin, ragazzi, conoscete il nome Origin, lo scriverò anche nella descrizione. Comunque, se, così da unirvi nelle partite durante la registrazione o anche dopo offline. Attenzione, vai, 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 vai. Abbiamo conquistato l'obiettivo Alfa. Mamma mia, ci hanno già mandato in fiamma un motore. Oh, oh. Calma. Giriamo. Due bombe lanciate. Ah, ecco la corazzata dalla quale stiamo appunto attaccando. Oh, attenzione. Perfetto. Benissimo. Ok. Viriamo. Benissimo. Vediamo di... Ecco, stiamo conquistando finalmente. Vediamo un po'. C'è solo mare per adesso. Attenzione, attenzione. Abbiamo uno dietro, abbiamo uno dietro, abbiamo uno dietro. Ah, stiamo dando un po' di supporto e abbiamo vinto. Perfetto. Sbloccata penisola di Fao. Coraggiosi e valorosi. Abbiamo conquistato i giacimenti per l'impero. Ok. È giunta però notizia di un imminente attacco ottomano al canale di Suez. Dobbiamo partire immediatamente. Cioè adesso ci Poco tempo dopo sposteranno. la conquista inglese dei giacimenti petroliferi del Golfo Persico, gli ottomani hanno lanciato un audace assalto al canale di Suez, chiave del dominio inglese nel mondo. Alla difesa penso del canale di Suez. Dell'ingresso del canale di Suez. Credo. Comunque andiamo avanti. Non è andata male tanto. Non è andata tanto male questa partita. Un filmato penso precaricamento. Sì, Gli infatti. ottomani minacciano il canale. Ok. Ah, potevo guardarmelo quel filmato. Comunque dobbiamo andare in avanti, credo, e attaccare, perché loro difenderanno nuovamente le 4 zone disponibili. Allora, vediamo un po'. Abbiamo guadagnato qualcosa in questa scorsa partita. Abbiamo 3 personalizzazioni possibili. Allora, personalizza come arma primaria. Ho 90 monetine da spendere. Allora, abbiamo questo fucile 12 mm telescopio dopo mano. Offre una maggiore stabilità. Dispone di distanze 75, 150 e 300 metri. Vediamo se posso modificarlo un po'. Con più che ottica l'ingrandimento. Abbiamo per adesso l'ingrandimento 4x. Reticolo questo non mi importa. Niente, dobbiamo cambiare fucile, ragazzi, quando avremo i soldi. Questi sono livello 2, livello 3 e tutto il resto. Granata, cosa c'è qua? Impatto, incendiaria, pistola. Va bene, continuiamo anche quest'altra partita. Partiamo col nostro cavallo. Ok. Andiamo, forza! Conquistiamo il settore. Allora, settore A, settore B. Altra mappa da vedere. Canale di Suez questa volta. Sulle dune del deserto. Bellissimo. Un kit sentinella è disponibile vicino alla tua posizione. Ecco, ma dov'è questo kit sentinella? Qua c'è un carro armato. Visuale destra, visuale sinistra. Ecco, così. Andiamo, andiamo, andiamo. Qua c'è l'oasi. Oh, oh, l'ho preso. Via. Calma, Giù, cavallo! giù, giù, giù. Scendi, 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 scendi. Oh. Mi sono un po' ingarbugliato con i tasti. Vabbè, alla prossima. Volevo scendere, poi sono risalito. Riprendiamo un altro cavallo. Ecco, qua possiamo scegliere il fucile da cavaliere, la spada da cavalleria, la granata anticarro leggera. Ok, Abbiamo conquistato l'obiettivo partiamo. Forza, cavallino! Cavallino. Abbiamo 2 granate, possiamo anche lanciare munizioni e vita. Perfetto, andiamo, andiamo. Un kit sentinella è disponibile vicino alla tua posizione. Ma dov'è? Ah, forse è quello? Vediamo un po'. Cos'è il kit Forza, sentinella? Che cos'è questo? Mamma mia! È tipo l'equipaggiamento da Juggernaut. Ok. Andiamo. Usiamo questo, ragazzi. Lasciamo il cavallo un po' più indietro. Abbiamo una granata. Chissà come siamo visti Abbiamo dall'esterno. perso l'obiettivo Bravo. Allora, andiamo, andiamo. Postazione traghetto. Vai, 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 vai. Vai, vai. Forza. Wow. È una mitragliatrice da utilizzare da vicino. Vai.
Attento, amico mio. Prendiamo quest'oasi. Risvegliali tutti. Ok. No. Questo è da utilizzare proprio l'obiettivo Bravo. appena abbiamo la visuale ben chiara. Andiamo al traghetto. Ricarichiamo, ragazzi. Ricarichiamo un attimo. Avete visto la sabbia come si alza tutta appena ci abbassiamo? Calma. Un po' di fuoco di soppressione. Aio. 67 punti vita. Vediamo se c'è un medico. Come si fa? Vabbè. Mi hanno ferito, mi serve aiuto! Meglio a girarli e prenderli di dietro con questo equipaggiamento, vai. Eccoli. Non ho capito, più tempo mantengo il fuoco attivo, più mira ottengo. Una cosa del genere, cioè più mantengo il fuoco attivo, più guadagno mira, una cosa del genere. Oh! Che c'è qua? Vita, meno male. Vai, carichiamo. Mi dice adesso pure di misura. Fantastico. Maledetti. Guardate, guadagno mira. Sono più preciso. Elimina tutti i nemici. Bellissimo, qua c'è la vita. Abbiamo il controllo delle sezioni. Ok, andiamo avanti. Che è sto urlo qua? Ah, la carica. Vai. Non vedo niente. Ok. C'è nessuno qua. Oh. Mamma mia. Certo riesco a subire tantissimi colpi. Beccati proprio una serie di colpi dalla mitragliatrice pesante. Stiamo per morire. Calma. Qualcuno mi rimetta in sesto! Sì. Andiamo qua. C'è un medico? Vita? No. E non riesco a recuperare. Oh, guarda da quello. Credo che quest'arma dia anche parecchia soppressione di fuoco, quindi mette in difficoltà i nemici. Sembro Iron Man. Sono gli stessi rumori quando glielo colpivano. Sentite? Ting ting. Aspettate. Due là. Oh. Ecco, dà molta soppressione quest'arma. Quello è morto. È un carro armato. C'è vita qua. È un'ottima tattica questa. Colpito. Vai. Fatemi sapere, ragazzi, le vostre opinioni e i vostri commenti nella sezione. Vai, avanziamo, non possiamo stare sempre fermi, vai.
terminando anche i proiettili, Che mi racconti? Ciao. Trincea nemica. Ah, sto proprio conquistando il punto. Il fatto è che sto finendo i colpi. Ce ne devono essere tantissimi. Stiamo perdendo l'obiettivo, Bravo. Poi vai. Mettiamoci qua. Cattura in corso. Ferito. Abbiamo perso l'obiettivo, Bravo. E la ricarica, ma dove? Non ho colpi, non ho vita, non ho niente. Mamma mia ragazzi, non so come stiamo mantenendo. Sta arrivando un altro. Vabbè, abbiamo fatto anche troppo, 9 uccisioni con questa specie. 10 uccisioni. Allora, che facciamo? Proviamo sempre il cecchino? Sì, sì, dai. Mettiamoci qua, sotto attacco. Vai, qua dietro. Ok. Restano 50 dei nostri soldati. Va bene. Oh, ehi, mi sono dimenticato, non avevo più quel... Mamma mia. Un colpo ci hanno ridotto 11% di vita. Va bene, allontaniamoci un attimo. Che abbiamo. Ok. Voglio provare anche il medico però. Sì, no, va bene, devo un po' rientrare nei panni del combattente d'assalto. Di cecchino volevo dire. Allora, vediamo invece qua cosa c'è. Penso che con i nuovi soldi che abbiamo preso 180, forse ci possiamo prendere un fucile. 200 costa, peccato. Il nostro che ci dà? È ottimo. Questo? Più o meno si equivalgono tutti. Ma corpo a corpo. Vediamo di metterci medico. Ok. Un po'. Ecco qua, medico. Vediamo cosa c'è. Vabbè, continuiamo per adesso col cecchino. Carri armati non ne possiamo prendere. Torniamo qua. Ok. Che è sta cosa? Qui c'è un cavallo. Questo carro armato è bloccato qua. Perfetto. Abbiamo conquistato l'obiettivo Alfa. Oh. Attenzione. Attenzione. Maledetto. Ci stanno respingendo. Ah, vabbè. Però a livello di cecchini si riesce a giocare molto meglio. Cioè almeno mi trovo molto meglio qui su Battlefield 3 o 4. Veramente con i cecchini riesco a fare molto più che con che nei vecchi Battlefield. Comunque per adesso mi sta piacendo tanto. Ovviamente l'avevamo già analizzato per bene nella beta. Però adesso vai. Ok, abbiamo 25 ticket ragazzi. Poi stoppiamo il video e ricominciamo in un altro video gameplay. Vi ricordo sempre di Civilization 6. L'ho preso. Cioè mi è stato regalato dai miei amici per il mio compleanno. Mi hanno regalato i buoni Steam e io li ho aggiunti nel portafoglio per prendere Civilization 6. Tagliatrice pesante. E volevo condurre una campagna su Civilization 6. Qui c'è il cavallo, dai prendiamolo. Ci buttiamo proprio nella mischia col cavallo senza pensare a niente e a nessuno. Vai, abbiamo 19 ticket. Penso che perderemo questa partita. Però partiamo con la spada. Con C penso muoviamo lo sguardo. Stazione telegrafica, vai, ce ne freghiamo di tutti. Vai. No, si è messo in mezzo il carro armato.
Obiettivo bravo. Oh. Abbiamo il controllo del settore. Più veloce che puoi. Forza, 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 forza. Torna nelle Forza. zone di combattimento. Avanti, Forza. Mamma mia, dietro le linee nemiche. Forza. corri. Come il vento. Come il vento. Forza. Forza. Dai, 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 dai. Entriamo in città. Occhio. Occhio. Vai, forza. Ok, ottimo lavoro. Vediamo un po' che c'è qua a terra come armi. Non c'è niente. Abbiamo la spada ancora. Attenzione, abbiamo la spada. Ok. Restano 20 dei nemici. Muore. Stiamo facendo spawnare delle persone qua dentro. Mamma mia, come spara questo fucile. Attenzione. Precisione. Cassetta C'è qua? medica, ecco. Ah, no, siamo dei semi medici. Colpito. Ma che spara a raffica? No. Ah! Mamma mia. Ok. Però davvero ce la siamo cavata anche col cavallo, eh? 15 uccisioni, non male, eh? Siamo sempre in positivo. Qui non possiamo respawnare, per forza da qua dietro. Che balle. Ok. Il microfono è a posto, speriamo che funzioni tutto. No. Abbiamo conquistato l'obiettivo alfa. C'è nessuno. Ah, è finita. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Abbiamo perso, ma non fa niente. L'attacco è fallito. Ci becchiamo all'interno del Abbiamo prossimo combattuto gameplay. con impegno e Abbandoniamo coraggio. la L'intero partita. impero dipende dalla conquista del canale in questo nostro ultimo attacco. Forza! Ovviamente si hanno un paio di attacchi disponibili per ogni partita. Penso che a vantaggio degli attaccanti. Però le partite sono molto interessanti e molto intriganti. Sarebbe bello farne tante con parecchie persone anche in team. Sarebbe molto più divertente. Comunque abbiamo terminato. Ci becchiamo ragazzi al prossimo gameplay. Penso sempre su Battlefield 1 finché non aziono anche Civilization 6. Cioè l'ho appena acquistato, lo devo prescaricare, cioè scaricare e installare tutto quello che serve. Poi partiremo anche con Civilization 6.